Bandiere e cori hanno accompagnato i camici bianchi davanti alla sede delle regioni in via dell'Orologio a Trieste. Così questa mattina i dipendenti delle farmacie private del Friuli Venezia Giulia e i sindacati hanno fatto sentire la loro voce aderendo allo sciopero nazionale indetto da Filcams, CGIL, Fisascat, CISL e Wiltux Will per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto ormai da più di un anno. Siamo qui per portare al tavolo la controparte e far capire che è un contratto che deve essere rinnovato per ridare dignità ai lavoratori. Sono quelli che durante il periodo pandemico sono stati i primi, sono stati quelli che hanno tenuto aperte le farmacie a favore della comunità. È assurdo che non si pensi a ridare dignità a questi lavoratori. Una protesta che punta il dito contro lo stallo della trattativa con l'associazione datoriale, accusata dai sindacati di non voler riconoscere aumenti retributivi adeguati né introdurre norme contrattuali in linea con l'aumento del costo della vita e con la professionalità richiesta al personale delle farmacie, che rispetto al passato eroga un maggior numero di servizi. Dopo la pandemia, oltretutto, questa forbice di prestazioni si è ampliata maggiormente. Un settore che ha visto grandi cambiamenti durante la pandemia e post pandemia, in cui si richiedono sempre più servizi, si richiedono sempre più mansioni ai dipendenti, ma non c'è un riconoscimento professionale economico ma anche professionale. Quindi chiediamo una revisione delle declaratorie, chiediamo anche che i corsi di formazione obbligatori siano retribuiti e chiediamo che sia valorizzata la professionalità dei dipendenti, perché attualmente non lo è. Secondo le organizzazioni sindacali le farmacie non sarebbero affatto in crisi. I dati del settore sottolineano mostrano un comparto stabile e con margini di redditività sostenibili. Motivo per cui i lavoratori chiedono un aggiornamento delle retribuzioni giusto e coerente con l'attuale contesto economico. A fronte di una richiesta delle organizzazioni sindacali di 360 euro lorde nel triennio, non campata per aria ma frutti di calcoli specifici, Federfarm è disposta oggi a erogare soltanto 180 euro lordi nel triennio, è assolutamente irricevibile a fronte di una grande professionalità e di un grande percorso di studi.